Buongiorno a tutti, sono Lucio Brotto, benvenuti su Wow Nature. Questo è l'ultimo impianto di alberi di questo 2020 molto laborioso e anche un po' complicato, diciamo. Abbiamo iniziato a piantare, se vi ricordate, in Alta Badia, quindi siamo partiti dall'alto e mano a mano che le temperature scendevano siamo venuti a piantare sempre più verso la pianura. Abbiamo fatto tante diversioni, siamo stati a piantare a Milano, siamo stati anche in Burkina, a Gaza, quindi siamo andati anche un po' fuori dall'Italia, diciamo, e oggi siamo qui a Grisignano di Zocco. Quella che vedete è la ciclovia che collega Treviso con Vicenza fino all'Ostiglia e fa parte del Green Tour. Il Green Tour sono 600 km ciclabili in tutto il Veneto, che collegano tutte le province. E questa ciclovia sorge, come vedete è molto rettilinea, sorge su una ex ferrovia ed è addirittura la ciclovia più lunga realizzata su una ex ferrovia. Ovviamente si va in bicicletta, si viene a passeggiare, è buono farlo all'ombra. Ecco che man mano che si realizza la ciclovia, grazie alle vostre adozioni, quindi grazie a tutte le aziende, a tutti i cittadini che si prendono cura di alberi, riusciamo a riforestare, a rendere verde la ciclovia. Andiamo adesso a vedere un po' di quelle che sono le specie, quelle che sono le realtà che ci danno una mano. Abbiamo tantissime aziende e organizzazioni che ci danno una mano. Abbiamo l'Università UAV di Venezia, abbiamo O2H Engineering, abbiamo un supermercati Ali, abbiamo Pasta Sgambaro, pensate un'azienda che ha deciso di catturare più anidride carbonica di quella che emette, e poi abbiamo, come vedete, impegnato anche il comune chiaramente di Grisignano di Zocco. Ringraziamo ovviamente Dallago Tools di Vicenza che si è preso cura di numerosi alberi, abbiamo Stefan Plast e abbiamo anche Adriatic LNG. Oggi andiamo a conoscere un po' di queste realtà che si stanno prendendo cura degli alberi. Qui abbiamo O2H Engineering. Sono Chiara. Chiara, che albero hai scelto? Ho scelto Una lantana. La lantana, esatto, Quindi perché un adoro vivo. i fiori. Quindi, la lantana. Esattamente, quindi lungo la ciclovia non solo si va ad ombreggiare, chiaramente le specie sono selezionate con una logica anche tecnica, quella di evitare quelle che sono le spine e di aumentare la funzione paesaggistica, grazie anche ai fiori. O2H Engineering, voi vi occupate di ingegneria idraulica. Ci occupiamo di messa in sicurezza del rischio idrogeologico, del rischio idraulico, ci occupiamo di tutto ciò che riguarda la progettazione di interventi su corsi d'acqua, quindi fiumi, ci occupiamo di fognature, ci occupiamo di acquedotti, quindi tutta la parte della progettazione Degli idraulica. ingegneri che oggi hanno un pollice Sì. verde, diciamo. Sì, oggi sì. In realtà abbiamo una certa passione per l'ambiente, visto che ogni giorno nella progettazione vediamo l'interazione tra uomo e natura di fatto. Quindi... E vedete anche il bisogno di riportare Sì, l'equilibrio. Ed è per questo che e vi ringraziamo, grazie mille. Grazie a voi dell'opportunità. Abbiamo invece qui Giorgia e Francesco di Adriatic LNG. Voi state piantando degli alberi, se non ricordo male, che sono di regali di Natale Sì, per i vostri partner, no? Non solo. Non solo? No, sono regali di Natale per tutto il personale di Adriatica LNG, per i nostri clienti, i nostri soci e per dei rappresentanti istituzionali sia locali che nazionali. E so che questi alberi, o meglio poi sapete su Wow Nature ogni albero viene tracciato col GPS, quindi c'è il certificato, questi vanno in tutto il mondo. Assolutamente sì, perché noi collaboriamo con persone che arrivano dal Qatar, dagli Stati Uniti e da diversi stati dell'Europa. Grazie, e cosa hai piantato oggi? Un tiglio, vero? Sì. Un tiglio che così darà profumo alla zona e all'aria. Esattamente, vedete il tiglio lo riconoscete dalle gemme che hanno un colore rossastro. Importante anche saper riconoscere gli alberi durante la stagione ha tante invernale. gemme. E tante gemme. Due tigli allora vedo qui. Esatto. Sì. Qui abbiamo invece Stefan Plast, quindi Ciao. che voi siete un'azienda molto vicina alla ciclovia. Sì, Fisicamente. Sì, siamo un'azienda qui di Castagnero. E Provincia di Vicenza quindi. Provincia di Vicenza, esattamente. Ci occupiamo di prodotti in plastica durevoli,
sia per il giardino, per il casalingo e anche per gli animali domestici, cani e gatti. Quindi vi siete presi cura di questo, che per voi questa infrastruttura è anche un mezzo per casa lavoro, diciamo. Può Sì, permettere abbiamo anche... comunque tante persone che vivono ovviamente nei dintorni di Castignero e per noi sia diciamo, una volontà di sostenere il territorio da un punto di vista ambientale, ma anche appunto per sostenere il turismo e il turismo sostenibile, per cui siamo molto contenti di aver preso parte a questo progetto. E ringraziamo. E avete Grazie a piantato? voi. Ah, Un figlio, sempre vero? no, questo è un frassino, un frassino. Di conoscere gli alberi senza foglie non è Esatto. facile. Mentre tu hai portato una lantana, vero? Bene, bene. Come vedete gli alberi, tecnicamente parlando, vengono messi molto vicini perché così fanno squadra, non si aiutano anche nella fase di crescita. Vengono piantati facendo una bella buca, poi viene messo sopra una pacciamatura biodegradabile, ok? Vengono protetti con questo che si chiama shelter, che è proprio una protezione per eventuali roditori piuttosto che altri animali che possano danneggiare, la bacchetta che sostiene il tutto e poi la pianta, chiaramente come tutte le piante su Wow Nature non c'è solo l'impianto ma c'è anche poi la parte di manutenzione. Parliamo adesso con chi è il vero, diciamo, motore, no? Di questa iniziativa della ciclovia Treviso Stiglia. Abbiamo qui due rappresentanti del comune di Grisignano di Zocco. Com'è nata l'idea di recuperare una ferrovia per fare una ciclovia? Buongiorno a tutti, sono Alberto Carretta. Diciamo che noi ci siamo trovati in una situazione particolare perché l'ex ferrovia Treviso Stiglia era stata realizzata fino al confine col comune, tra le province di Padova e Vicenza, ai confini del nostro comune, e la Regione del Veneto nel 2015 ha approvato un progetto strategico Green Tour Verde in Movimento che prevede il recupero e l'utilizzo di strutture come queste per un progetto che è volto al benessere della persona. Ma non solo, il comune di Grisignano è attivissimo sul fronte della mobilità. Pensate che in fondo, circa a 1 chilometro di distanza da qui, ci sarà un bicigrill gestito da FIAB, quindi anche un punto di cultura ma anche di ristoro. Ma non solo, diciamo che al comune di Grisignano piace tantissimo il numero 25, perché 25 sono le bici elettriche con i quali... Ne vedete una lì? Ecco, vedete la bici elettrica, il comune questa mattina è arrivato con la bicicletta elettrica. E sono i mezzi con i quali si sposta il comune, ma poi c'è un'altra iniziativa bellissima, che ogni persona che parte da Grisignano per andare a scuola o lavoro, o arriva a Grisignano anche, giusto? Esatto. Per scuola o lavoro, riceve 25 centesimi ogni chilometro che fa in bicicletta, corretto? Corretto. Questa iniziativa da quanto va avanti? Sono già 2 anni che viene proposta dal comune insieme a tante altre piccole iniziative. L'idea del comune è di cercare di cambiare il modo di pensare e di vivere dei cittadini. Abbiamo attivato da 3 anni il pedibus, il carpooling, abbiamo tolto l'autobus che portava i ragazzi a scuola. Se vuoi dire tu 2 parole, Sì. Marcello? Sì, sono iniziative che... Buongiorno intanto Marcello Rosano, assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni del comune. Sono iniziative che sono partite magari un po' in sordina, ma che poi hanno visto sempre il maggior coinvolgimento delle famiglie, e oggi come oggi è bello anche vedere queste flotte di bambini che si recano a scuola a piedi, qualsiasi siano le condizioni climatiche. Settimana scorsa ha nevicato, ma le immagini dei bambini che festolavano, come diciamo noi in Veneto, la neve, sono un qualcosa che dopo ti riempie e ti scalda il cuore anche se fuori ci sono 0 gradi. Bene, e quindi un'infrastruttura, la ciclovia, che serve per il casa lavoro, il casa scuola, ma anche per le passioni come per andare in bicicletta sportiva, ecco. Ringraziamo la ditta che si occupa di realizzare gli impianti, che è il giardiniere di Lucio Tagliaro. Ringraziamo anche il gruppo di ingegneria di Padova, l'EZ, che so che ci stanno seguendo, sono tutti gli studenti che si sono adottati gli alberi. A noi dispiace moltissimo, noi siamo abituati a portare le persone a piantare il proprio albero. Oggi
con le aziende qui presenti e con quelli che ci hanno sostenuto abbiamo iniziato gli impianti, ma speriamo che in primavera, Covid permettendo, ci sarà addirittura un evento dove verrete invitati direttamente a piantare i vostri alberi. Dalla ciclovia Treviso, Vicenza, Ostiglia è tutto, salutiamo le aziende che sono qui presenti, che ci hanno dato una mano a piantare tutti questi alberi. Mi raccomando, per Natale so che siete veramente sul pezzo, fate sempre degli ottimi regali, pensate anche a un albero come un regalo, un albero della ciclovia o di qualsiasi altro progetto, e ci vediamo nel 2021 con i prossimi impianti. Da Wow Nature, grazie, arrivederci.